La democracia, está demostrado históricamente, es la única posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo para hacer cosas que sean beneficiosas para todos. Tutelare la democrazia, unico strumento per generare un benessere collettivo. Ospite a prima edizione Paulina Vicensio, karateka cilena, incarcerata per oltre 5 mesi dopo il golpe di Augusto Pinochet nel 1973. Commenta con queste parole la politica del presidente americano Donald Trump, accolta a Quinto di Treviso insieme a una delegazione di connazionali per una competizione di karate in programma l'8 e il 9 marzo a Ponzano Veneto. Paulina si dice preoccupata per la democrazia nel mondo. No es broma lo que puede pasar. Lo vemos con Trump, lo vemos con Putin, donde gobiernos autoritarios usan su poder para hacer praticamente lo che quieren. Dice che la democrazia è l'unica strada per fare quello che la società ha bisogno di imparare, di avere. L'esempio di Trump, di Putin, che fanno quello che vogliono fare con la società, con questo che non è una democrazia. Aveva 24 anni quando finì in carcere. Todo estaba normal, pero ese día del golpe me tomaron detenida a las 8 de la mañana, el 11 Lei de si è septiembre. trovata incarcerata. Con quali motivazioni? Nunca supe por qué. Non ha mai saputo perché. Nunca me preguntaron qué había hecho para tenerme presa. Una manovra dell'ex marito per portarle via le figlie, con cui è stato poi impossibile riallacciare un rapporto, dice. Storia raccontata nel suo libro Un dolore inesauribile, di cui parlerà giovedì prossimo agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Quinto, insieme al successivo esilio, prima in Argentina, quindi in Svezia. Con il karate la nuova famiglia si è ricostruita una seconda vita. Grazie a Comune di Quinto e la società di karate presieduta da Emanuele Marcon, è qui con altri 13 connazionali, molti dei quali non avevano mai lasciato il Cile. Sono giovani che forse non possono avere un'altra possibilità di andare via da soli, senza i genitori, perché è anche troppo costoso. Certo. E possiamo venire come squadra, lavoriamo perché possano venire tutti o quasi tutti. È un'esperienza fantastica.